Ritorna l'estate calda sulle strade del Sesso della Marca. Terraglio e Pontebana incandescenti negli ultimi giorni. L'ultimo episodio violento che ha visto come protagoniste due lucciole si è verificato a Mogliano Veneto all'incrocio con via Marignana. Una prostituta ungherese di 23 anni è stata minacciata con un coltellaccio da cucina per un luogo dove potersi vendere. Il diverbio è nato con una lucciola connazionale che ha chiamato due uomini per far allontanare la 23enne. I due protettori sono arrivati con in mano un coltello e hanno chiesto alla vittima 50 euro per poter rimanere in quel luogo. Dopo le minacce, la 23enne ha chiamato i carabinieri facendo scappare i tre ungheresi che sono stati raggiunti dai militari identificati. Intanto continuano i controlli dei militari dell'Arma lungo le direttrici della prostituzione della provincia di Treviso. Lo scorso fine settimana, in base alle ordinanze antiprostituzione dei comuni che si affacciano sulla Pontebana e lungo il Terraglio, sono state staccate multe per 5.500 euro. A Preganzioli i carabinieri hanno multato 6 clienti, un imprenditore, un progettista, un chirurgo e 3 operai. Il medico sessantenne si è difeso dicendo che la prostituta gli aveva chiesto di accendere una sigaretta e che si era fermato solo per quel motivo. A Villorba i militari hanno multato un kosovaro di 30 anni e a Mogliano sono state 6 le prostitute pizzicate dai carabinieri, 2 ungheresi e 4 rumene, e i 3 i clienti, 2 operai e un agricoltore.